Buonasera a tutti, ben ritrovati in questo spazio in compagnia delle Sibille. Oggi ricominciamo la settimana, è il 30 maggio, quindi quando ci vedremo la prossima volta saremo al primo appuntamento di giugno. Come ve la passate? Come state? Vi ricordo che siamo ovviamente, cioè trovate tantissimo materiale su di noi, rilasciato da noi, siamo quindi disponibili e ci trovate insomma sul sito www.ilcapitano.intervista.org, ma non solo. Trovate altri gruppi gestiti da noi all'interno di Facebook, radionica, radiestesia, tarologia ed ermetismo è, tanto per cominciare, il primo principale gruppo, anche se il primo in ordine cronologico è stato il gruppo dei casti sacerdotali, nome che apparteneva tra l'altro a un gruppo che seguivamo su Telegram, un gruppo che abbiamo di persone che abbiamo seguito per un po' di tempo e che abbiamo formato su alcuni argomenti. Trovate comunque moltissime condivisioni ancora nel nostro YouTube, trovate infatti su YouTube il canale del Marietto Veneziano, si chiama proprio Marietto Veneziano, e il mio canale, dove probabilmente non so se siete collegati da questo canale o se arrivate da Facebook o dal canale del Marietto, comunque ci trovate insomma veramente dappertutto. Mi raccomando, su YouTube abbiamo rilasciato moltissimi video raccolti all'interno di playlist, materiale a volontà. Tra il Marietto e la sottoscritta probabilmente ci aggiriamo ai 2200-2300 video, quindi materiale di studio, di approfondimento, di curiosità ne troverete a iosa, datevi da fare, così come nel nostro sito www.ilcapitano.intervista.org, online dal 2015, ormai il sito credo più famoso in Italia per quanto riguarda la radionica, e per tutti gli appassionati di circuiti radionici ma anche di radiestesia sicuramente è capitato loro di incappare all'interno del nostro sito e di poter usufruire del materiale, numerosissimo materiale gratuito che abbiamo messo a disposizione e che condividiamo sempre gratuitamente dal 2015. Vi ricordo comunque che all'interno del sito, oltre a trovare tutto questo materiale corredato da spiegazioni, raccolto in piccole dispense, trovate anche le spiegazioni, come vi ho detto, nei nostri canali YouTube. Nel sito c'è anche la sezione shop, all'interno della quale trovate quelli che sono i nostri servizi professionali. Fra questi il ciondolo che vedete in sovraimpressione è un talismano molto importante per quello che riguarda la nostra tradizione cabalistica, è un propiziatorio, nel senso che ciascuna area della nostra esistenza è influenzata da una sefirot corrispondente, da una sefira, scusate, corrispondente. Quindi ciascuna sefira ha uno scopo preciso nell'equilibrio cosmico, quantomeno nell'equilibrio universale, ed è certamente quella di apportare le qualità che corrispondono a questa sefira in particolare. L'insieme delle Sefirot predispone una manifestazione equilibrata, quindi immaginate di poter raccogliere all'interno di voi il coraggio, la forza, la volontà, l'equilibrio, la saggezza superiore, l'armonia, e oltre questi aspetti che sono essenzialmente caratteriali, anche gli aspetti che materialmente sono collegati a tutte queste cose. Per esempio, per quello che riguarda la Sefira Marte, collegata a Marte, e in questo caso è Gevurah, quindi la Sefira della forza, ad essa è connessa anche il recupero, per esempio, della salute, il ripristino dell'equilibrio psicofisico e del vigore anche, perché no, sessuale. Quindi immaginate come qualsiasi ambito della nostra esistenza possa essere migliorato e implementato dal contributo di queste Sefirot.
Ma non solo, ci occupiamo anche, sempre per quanto riguarda la nostra tradizione cabalistica, di sigilli salomonici e sigilli di Mosè. Ovviamente tendiamo a indirizzarvi per quelli che possono essere questi rimedi più opportuni per la vostra situazione a partire dallo studio del vostro tema natale, quindi quelli che sono effettivamente gli aspetti compromessi delle forze planetarie e che si manifestano con situazioni provanti, sfide al quotidiano, relazioni difficili, oppure la difficoltà magari di venire a capo del proprio lavoro, dei propri impegni. Sono tutte condizioni che in un certo senso, fino a quando non si lavora sul sé, non si fa un lavoro sul centro, sono comunque in qualche modo influenzate dagli astri. Quindi nel frattempo che si arriva a questo punto di equilibrio interiore, sicuramente questi rimedi cabalistici per l'anima, possiamo definirli così, vi aiutano a migliorare quello che sono gli aspetti della vostra vita. E poi, perché no, con i sigilli di Mosè, ad esempio, la possibilità di attingere a un'intera sefira, quindi potersi rivolgere a tutti i livelli di coscienza e alle presenze coscienti o intelligenze divine che sono collegate ad una sefira. Vi ricordo che modernamente, o comunque più attualmente, la conoscenza cabalistica è stata rivista, in qualche modo distribuita dalla New Age, anche se sicuramente in qualche modo parzialmente distorta, però quello che conosciamo o che la maggior parte di noi conosce degli angeli attualmente è sicuramente ad opera di una revisione, comunque di un rimaneggiamento delle conoscenze cabalistiche. Vi conviene andare, saltare questo passaggio così, e andare direttamente alla tradizione originale, quindi studiate la Cabala. Allora, sempre della nostra tradizione anche tutta la ritualistica. Consigliamo comunque sempre di fare un consulto, per fare, come dire, un po' il punto della situazione, per vedere qual è effettivamente l'aspetto che va sanato o sbloccato o propiziato, o su cui è più opportuno muoversi e lavorare per sbloccare le situazioni che risultano essere compromesse o comunque difficili. Ovviamente lo facciamo perché ogni situazione è a sé, ogni situazione coinvolge determinati attori, no, nell'insieme di quello che appunto viene sperimentato e vissuto, e ciascuna delle persone coinvolte reagisce a determinati stimoli piuttosto che altri. Quindi il consulto preliminare permette non solo di vedere allo stato attuale delle cose nel tempo come la situazione si sbroglia anche da sola, e dove possibile il tipo di intervento più opportuno, che ripeto è unico, nel senso che ogni situazione è a sé e ogni situazione ha bisogno di un intervento mirato alla situazione. Bene, io vi ricordo comunque che ci occupiamo anche di radionica e radiestesia, non per niente il sito nasce proprio dalla radionica, pertanto settimanalmente ci occupiamo anche di quelli che sono protocolli di riequilibrio energetico. Vi ricordo che quelli che eseguiamo il venerdì sono di natura generale, quindi si va a lavorare a 360 gradi sui principali blocchi della vita, ma per alcune situazioni è sempre bene poi lavorare nello specifico e andare a sbloccare quelle che possono essere le condizioni effettivamente bloccate per la situazione in sé. Ricordiamo però sempre che si parte prima dalla situazione di riequilibrio generale. Bene, allora, c'è una novità. Alle cose che vi ho già detto aggiungiamo una novità, perché da oggi siamo anche su Redbubble. È un sito su cui potrete trovare intanto moltissime
cose molto graziose, molto carine, ma ovviamente vi consigliamo di andarlo a visitare, troverete anche i nostri sigilli sulle magliette, alcuni anche circuiti, su alcuni gadget, cose diciamo così personalizzate, andate insomma a guardare. Adesso come vedete ci sono queste 2 immagini, per questa sera abbiamo preparato solo queste 2, ma vi metto poi nei commenti della diretta, cioè nei commenti del video, il link dove potrete andare a visionare gli articoli attualmente presenti. Purtroppo noterete che ci sono dei prezzi preimpostati, non li abbiamo decisi noi, è una politica di Redbubble, quindi purtroppo non è nelle nostre mani. Allora, bene, direi di cominciare a rispondere. Vi ricordo, mi raccomando, vi ricordo che dovete mettermi il vostro nome, la vostra data di nascita, la domanda deve essere formulata in modo chiaro. Buona serata, Baldassarre. La domanda formulata in modo chiaro significa che dovete indicare l'argomento, quindi niente come sarà il futuro per me, perché non ho la sfera di cristallo, ma ho delle sibille e le sibille rispondono in base alla domanda, perché possono parlare di salute, possono parlare di prosperità, possono parlare di lavoro, di amore, di amicizia, di tutto quello che vogliamo, ma proprio perché possono parlare di tutto, se non gli si fa una domanda non si capisce a cosa si riferiscano. Quindi mi raccomando, più siete precisi nella domanda e più è precisa la risposta. Allora, cominciamo da Mattia Maria, nata il 1° aprile del 63, sono sola da 4 anni, guardate che brava, come ha scritto bene la domanda, scrive che è single da 4 anni, mi piacerebbe sapere se troverò un compagno, grazie, benissimo, rispondiamo a Maria. Allora, il taglio che può preoccupare vedendo la carta della morte, ma che non deve assolutamente preoccupare, preannuncia grandi cambiamenti, radicali oserei dire, di cui puoi approfittare. Si tratta di pazientare un altro pochino, ma di farsi trovare pronti. In questo momento la sensazione che puoi avere di fronte ai prossimi cambiamenti è di non sapere bene come andranno le cose, quindi un senso un po' di precarietà, però stiamo a vedere cosa ci dicono nella stesa le sibille. Ok, dopo mostro meglio le carte dell'esito. Allora, cosa si vede qui? Effettivamente, c'è una situazione, non difficile, devo dire che, non si intravede una solitudine pesante o qualcosa che tu non abbia saputo gestire, tutt'altro. Hai avuto modo di occuparti di tantissime cose o comunque di magari anche di conoscere te stessa da come sembrano, così raccontare le sibille. La donna di servizio, la lettera, sicuramente hai avuto comunque dei contatti anche telefonici o hai conosciuto delle persone anche virtualmente, possibile, o comunque hai mantenuto dei rapporti, come dire, proprio delle comunicazioni in un periodo, che potremmo dire comunque molto positivo. E perché ti dico che è possibile che tu abbia lavorato molto su di te e che sia arrivata comunque a conoscerti bene? Perché si vede qui questa carta della vecchia signora come quindi non un senso di solitudine, ma piuttosto un senso di, saggezza acquisita, che però
però c'è comunque con la carta della gelosia, come se: "Okay, va bene tutto il lavoro fatto, però insomma adesso basta." Quindi c'è un po' il desiderio, okay, di superare la situazione per come si è un po' schematizzata. Un senso forse di perdere del tempo o delle occasioni. Però ripeto che buona parte del passato che si vede è comunque visto positivamente, quindi o ti sei occupata di molte cose, di te stessa, del lavoro, comunque non sono carte pesanti. Quindi se anche, non escludo, che possa esserci stata qualche delusione, qualche dispiacere sentimentale, ne sei uscita benissimo. Allora, poi se hai, addirittura sentito ancora qualche ex, ci può anche stare, però ecco è possibile che, comunque con questo tipo di distesa, per quanto fosse una situazione piacevole, poi ha avuto, come dire, un retrogusto un po' amaro. Ma veniamo a noi. Qui veniamo a noi nel presente, eravamo già a noi, però da questo momento in poi la cosa si fa più interessante, perché si vedono dei movimenti. Quindi intanto la carta del viaggio. Non so se, prevedi di andare da qualche parte, nell'immediato o comunque molto presto, ma c'è un avvio. In ogni caso ci, raccontano l'inizio di un qualcosa, comunque una partenza che però vede la possibilità, che, si facciano avanti o che comunque, in questo momento ti girino intorno più persone. Più persone che, confermano anche quello che tu hai acquisito di te stessa, quindi il tuo valore, e questo per te è sicuramente benefico. Ora non è detto che poi fra queste persone ci sia, come dire, l'uomo perfetto, però è già soddisfacente vedere che comunque le persone sono interessate e quindi l'idea di poter scegliere. Si vede pensarci su. Si vede che probabilmente fra queste persone stai cercando o cercherai di individuare quella più giusta con cui magari approfondire, no, entrare maggiormente in intimità, però a vedere dalla carta del dispiacere non sembra che, proprio, ci sia grande soddisfazione per te. Forse perché ormai ti conosci così bene, sai cosa cerchi, che non hai tanta voglia di perder tempo. Quindi diciamo che ci pensi, ma c'è un qualcosa che non torna, okay, oppure è una qualche notizia, una qualche risposta che potresti ricevere e che non non ti soddisferà. Però la cosa va in che senso? Nel senso che, magari qualcuno non farà proprio, come dire, parte poi anche del tuo futuro, fra le persone che in questo momento ti girano intorno, ma al di là di una piccola frustrazione o di qualche cosa un po' meno piacevole, sembra proprio che nasca, che inizi un qualcosa. Quindi c'è l'inizio di un bel corteggiamento e qua guarda, ovviamente siamo nel periodo estivo a vedere da come si sviluppa la stesa, ma anche dal significato di alcune carte. La carta della speranza, per esempio, ci lascia intendere un periodo di vacanze, no, un periodo di spensieratezza, di gite, ma anche dove è più facile effettivamente incontrare delle persone. Quindi inizierà qualcosa più avanti. Allora, cosa si vede qua? Questo è l'esito. Ammalato, belvedere e stanza nemico. Allora, non è un brutto esito, però c'è un tormento, come dire una paura, una preoccupazione. Forse è così tanto che non stai più con qualcuno, o che magari hai un po' paura, no, di quel momento, del momento in cui, ci si trova da soli e non si dice il rosario, mettiamola giù così. Quindi c'è un po' di timore. Nello stesso tempo anche il desiderio di vedere com'è, okay, quindi diciamo che,
questa cosa c'è, con un po' di diffidenza, con un qualche paura, però si vede andare avanti la situazione. Le sibille non raccontano oltre, però direi che qualcosa si vede. Non ci descrivono il tipo di persona, forse perché è nelle tue mani scegliere, quindi si vede solo che c'è un po' di movimento, questo sì. Allora, andiamo avanti. Ho risposto a Mattia. Vediamo un po' di rispondere a una persona nuova. Vediamo Elena. Volevo sapere se finirà la storia con Giuseppe. Elena, 12 settembre del 65, Giuseppe, 4 settembre del 75. Ok, vediamo un pochino. Allora, Elena, ci sei? Prego, prego Maria, sono contenta che tu ti sia ritrovata nella stesa. Adesso vediamo, Elena, ci sei? Ho bisogno che voi siate lì, anche perché nel momento in cui vi rispondo mi piace che siate presenti, altrimenti diventa un monologo. Perfetto, Elena c'è. Allora, volevo sapere se finirà la storia con Giuseppe. Elena, 12 settembre del 65, Giuseppe, 4 settembre del 75. Perfetto. Vi ricordo comunque che sono disponibile su appuntamento per consulti professionali, 20 euro, 45 minuti. Trovate il mio numero in sovraimpressione che scorre dall'inizio della serata e scorrerà fino alla fine. Quindi se avete desiderio di un approfondimento privato oppure di un consulto, di parlare con me, magari di vedere le cose anche con altri metodi di indagine, quali per esempio il pendolino o l'astrologia, sono comunque, come dicevo, a disposizione. Vediamo un po' Elena e Giuseppe. Mm. Ai ai ai. Allora, ascolta, già il taglio preannuncia qualche problemino. Dunque, come minimo c'è un'interferenza, qualcuno che si impiccia o una situazione che può diventare così poco felice, una situazione turbolenta. Generalmente quando compare la nemica è qualcuno che si intromette, quindi c'è l'intromissione di qualcuno. Potrebbe essere, la vecchia signora potrebbe indicare una ex, ma può anche indicare che ci sono due presenze in questo momento. Vediamo un po'. Può anche essere una madre, magari che si impiccia, che si intromette, una persona invadente, che magari si oppone in qualche modo. Vediamo un po'. Allora, Elena. Beh, il sentimento comunque c'è, è nato da un flirt, okay, è nato da un'attrazione forte che comunque, ehm, è stata perché sto parlando della linea del passato, quindi di un qualcosa che, si è già, verificato, no, quindi una grande bella attrazione, un'intesa anche divertente, che si è trasformata comunque in un sentimento. Ma attenzione, perché allora dispiacere ladro, beh, non è certo un bell'abbinamento, quindi nel passato c'è già stato qualche problema di intromissione nel vostro rapporto, almeno così sembrerebbe. Solo che a differenza della nemica, il ladro può veramente, indicare un terzo incomodo,
nel rapporto. La nemica può essere qualcuno che effettivamente cerca di farsi largo o di mettere i bastoni fra le ruote. Il ladro può essere proprio una persona che, al di là delle intromissioni, punta proprio ad avere il tuo posto o con cui probabilmente c'è già stato un rapporto o un qualcosa, una relazione. Quindi il ladro generalmente è il terzo incomodo, okay, quindi, io non so se lui in passato abbia già fatto una scivolata di questo tipo o se tu l'abbia scoperto, però visto che c'è la carta del dispiacere, è possibile che qualche lacrima, qualche ammaccatura tu l'abbia già, avuta da parte di lui. Ehm, Sai, c'è ancora il timore di un'altra presenza, poi magari è lui, attenzione, io non è che voglio dire che necessariamente lui ti abbia tradito e sia tu ad aver pianto, magari la cosa è al contrario, può essere che tu l'abbia tradito e che lui abbia avuto una frustrazione da questo. E che quindi al presente c'è ancora qualcuno che ha timore o sospetta la presenza di un'altra persona. In ogni caso, al presente c'è un sospetto forte, forse anche qualche discussione, ehm, proprio per un'eventuale interferenza, okay, quindi diciamo che questa cosa, sta un po' logorando i nervi, eh. Nel prossimo periodo, quindi, 'sto rapporto riceverà una batosta, una battuta d'arresto o un qualcosa che da una parte è anche un po' una conferma, negativa ma una conferma. E quindi dall'altra, scusami, è comunque motivo di un momento un po' difficile, a cui sarà necessario far seguire le opportune valutazioni. Quindi dovrai o dovrete rivedere le cose, ammesso che sia possibile, rivederle fra voi. È chiaro che non sarà subito, perché c'è un periodo qua, sospiri, quindi un periodo di distanziamento, di lontananza, che però è terapeutico, quindi ha il suo perché e serve, diciamo così, a recuperare, non dico il rapporto, ma sicuramente, un po' l'autostima o comunque un po' di serenità, che non sarà facile da recuperare, però non si esclude. È possibile che in questo venga in soccorso comunque, qualcuno che ti vuole bene, qualcuno che, ti starà vicino. In attesa di capirci di più, di vedere più chiaro o di vederlo ritornare probabilmente, okay, quindi diciamo che probabilmente avrai delle conferme ai tuoi sospetti nel prossimo periodo e questo purtroppo non potrà più essere ignorato, mh. Però ti vedo guardare avanti, ti vedo dopo un recupero, o comunque dopo un periodo dove, sarai anche affiancata da qualcuno. Può essere una persona amica, può essere una persona cara, può essere anche solo che tu ti prendi cura di te stessa, però c'è questo e c'è un guardare, non dico oltre, ma sicuramente avanti. Cosa ci dà l'esito? Messaggero, viaggio, amica, speranza. Beh, diciamo che, mhmm, mh-mh, è più probabile che questo guardare avanti preveda anche un organizzare qualcosa di molto bello nel periodo estivo con un'amica, una bella partenza, un bel viaggio, qualcosa che magari ti fa rimettere un po' in gioco, però ecco, preparati magari a partire con un'amica,
invece che partire con lui, se per caso avevi questo pensiero o desiderio. Penso che sia più probabile, che tu faccia un bel viaggio, una bella vacanza con una cara amica, forse quella che ti starà accanto nel prossimo periodo. Comunque, è una situazione difficile. Non non lo so, non so. Allora, andiamo avanti. Ho risposto a Elena, rispondo a Davide, così rispondiamo a un maschietto. Allora, vediamo un po'. Ah, che non è un maschietto, ma è Gaetana che scrive del profilo di Davide. Buonasera, mi può guardare se migliora la mia situazione economica? Eppure io, Gaetana, mi sa che ti abbiamo già risposto in passato. Vediamo un po'. Intanto confermami se ci sei. Allora, mentre la signora Gaetana mi conferma se c'è, io saluto, ricambio i saluti di quest'utente Facebook, però volevo dire che se non autorizzate StreamYard non riusciamo a vedere chi siete, quindi io ti ricambio tantissimo, lo faccio anche a nome del marietto, però se arrivate da Facebook e, così, come te anche quest'altro utente, mi raccomando, il link in alto streamyard.com/Facebook, cliccatelo. Una volta che lo avrete cliccato vi si aprirà un'altra pagina bianca con una barra come questa qua che vedete in sovraimpressione dove c'è scritto Facebook User, ma lì ci sarà scritto autorizza o conferma e buon fine, non sarà più necessario ripetere questo passaggio in futuro, avrete permanentemente autorizzato StreamYard a pubblicare i vostri commenti e quindi, visto che non è una trasmissione diretta su Facebook, ma attraverso questa piattaforma che si chiama StreamYard, quindi bisogna necessariamente autorizzare a pubblicare i vostri dati sensibili o quantomeno quello che scrivete. Dopodiché anche noi qui da questa piattaforma vediamo chi siete, quindi a noi ci fa veramente piacere. Fatelo così anche quest'altra persona che parlava di mettere i soldini da parte e prendersi uno dei nostri ciondoli. Buonasera Mercedes. Allora, ritorniamo a Gaetana che dice Davide essere suo figlio, vediamo un pochettino la situazione economica per Gaetana. 12 agosto 75, vediamo un po'. Ai ai ai. Attenzione, attenzione, ladro, falsità. Dovete fare attenzione. Allora, Gaetana, fai attenzione a chi ti promette delle cose, perché può nascondersi una fregatura, un raggiro. Attenzione. Mh. Allora, partiamo dalla linea del passato, amatrice, gran signore, viaggio e poi il declino. Quindi io non so, ovviamente questo gran signore, può riferirsi a un uomo che aveva comunque un ruolo ufficiale nella tua vita, quindi potrebbe essere un marito che è diventato un ex marito, un compagno che se n'è andato. Si vede un qualcuno che dopo che se ne va o se andando se ne si è portato via tutto o ha combinato un casino, o comunque c'è veramente un grosso problema nel passato, un grave rovescio finanziario, quindi problemi che ovviamente ancora oggi un po' ti impensieriscono. Tra l'altro vedo, il domestico può indicare effettivamente la figura di un figlio, no, magari anche tuo figlio cerca di dare una mano, lo vedo che si propone, che cerca, quindi ci sono preoccupazioni condivise in famiglia.
Allora, cosa si vede nel prossimo futuro? Messaggero, Imeneo, dottore. Quindi arriva una notizia, finalmente una notizia positiva, una notizia che, può portare, delle conferme, oppure finalmente il raggiungimento di un accordo, degli aiuti che arrivano, quindi c'è un qualcosa che si muove nel prossimo periodo, positivamente chiaramente, perché comunque sembra che questo accordo sia effettivamente benefico. Già la carta dell'Imeneo di suo è benefica, okay, e quindi parla di buoni affari o di accordi comunque positivi. E a maggior ragione se ci mettiamo dietro anche il dottore, quindi sicuramente arriva un qualcosa che viene un po' a sanare la tua situazione. Però il problema è che non è definitiva, vedi? Quindi fai attenzione alla fonte da cui arrivano questi aiuti, perché, che non ti mettano più in crisi di quanto magari, tu non sia stata in passato, okay, perché adesso si vede che cercate di insomma, di rimboccarvi le maniche a livello di famiglia, ma, mhmm, qualcosa, come ti ho detto, si muoverà abbastanza in fretta, però c'è un senso di precarietà, come se probabilmente arrivino altre cose un po' impreviste, okay, situazioni che possono generare ancora un senso di crisi. Però attenzione, io vedo che ce la fai, okay? La carta della costanza è, una bella carta, okay, è possibile che arrivi in un momento di grande frustrazione, grande, preoccupazione, perché come ti ripeto, gli aiuti arrivano, ma non sono definitivi, ci sono delle altre cose che possono sopraggiungere. Non so se si tratta di cartelle oppure di imprevisti, comunque, ci sarà di nuovo un momento di preoccupazione o con qualche uscita extra. Però, ti ripeto, questa è una bella carta, può anche parlare di dote, di eredità, ecco, non è che insomma, non è il modo migliore per incassare, però, a volte la vita è fatta anche di questo. Allora, quindi sempre rispetto la condizione economica, è possibile che arrivi, come si dice, una qualche, telefonata, una qualche notizia, una qualche comunicazione da parte di una donna di una certa età, magari è la tua mamma. Ehm quindi, potrebbe essere la notizia di un'infermità fisica o di un qualche problema, okay, o una notizia che riguarda questa figura, che ti porterà un po' di preoccupazione. O perché questi aiuti magari provenivano da lei, non è in condizione di proseguire, oppure effettivamente c'è una situazione che, richiederà poi, una valutazione o di guardare bene, insomma di essere presente, di cercare delle soluzioni. Quindi, ehm, ti vedo comunque in attesa di vederci più chiaro, di capire e di cercare magari altrove o altre risorse, altre soluzioni. Comunque diciamo che, prenderai un po' di respiro, nell'immediato. E comunque, nonostante ancora qualche criticità, penso che te la caverai. Non so se aspettate magari la notizia di un lavoro per tuo figlio, mh? Allora bene, io vi ringrazio tantissimo per essere stati con me questa sera che è lunedì avevo un po' più tempo per rispondere, quindi mi sono intrattenuta un po' di più, non ho tagliato alla mezz'ora, cosa che purtroppo il venerdì sono costretta a fare perché il venerdì da ormai da moltissimo tempo, ehm okay, perfetto, va bene. E allora non è tuo figlio che aspetta di lavorare, però c'è qualche notizia e magari sei tu che ricevi, come dire, una notizia positiva per un lavoro.
Bene, io vi ringrazio tantissimo, vi ricordo comunque che sono disponibile in privato, 20 € 45 minuti, 347 8702 622, vi aspetto venerdì 21:15, un grande abbraccio, buon proseguimento di serata, a presto. Ah, vi ricordo, mercoledì alle 18 con il Marietto. Buona serata.